Dunque io uso questi ingredienti, penso che ne ci vuole altro. Dunque uso la varietà di due salame, sempre napoletane però, eh. Dunque questo qua non è affumicato, va bene? È più fresco, è molto fresco. Questo qua invece, l'altro, questo, c'ha un buon odore di affumicazione, cioè è affumicato, salame napoletano con pepe, affumicato, va bene? Ah, ci vuole l'uovo e latte. Poi c'è del formaggio semipiccante e poi c'è tre tipi di formaggio. Il pecorino meno piccante e questo è più piccante ancora. Poi il parmigiano non si sente proprio, allora è superfluo a mettere il parmigiano, poi ci stanno le uova, poi, i cicoli no, sono indispensabili, senza di questo non si fa manca la pizza fritta. E comunque, ciccioli, poi c'è il misto tagliato minuziosamente più piccolino. Perché deve essere spalmato sulla stesura e poi pressarlo con le mani sopra in modo che si incorpora nell'impasto della farina. Ecco qua, 510 grammi di sale. Preparare la farina per fare l'impasto, bisogna solamente umidire la farina e poi lasciarla riposare. Dopo che si è riposato, uso il mattarello per fare una stesura, io lo chiamo impasto a portafoglio. La verità non è un impasto, è una stesura che lo stendo per spalmare del strutto di maiale misto con pepe nero su ogni stesura e poi si fa riposare ancora sempre per 10 minuti, un quarto d'ora, per impastare ancora queste cose. Impasto a portafoglio, io lo chiamo così perché mi fa ricordare il portafoglio dove si mettono i soldini. Rifaccio la stesura dell'impasto in modo che spalma ancora dello strutto di maiale con pepe nero. Per ogni stesura di strutto col pepe, dopo steso la suglia, una spruzzata sempre di formaggio pecorino. Dopo si avvolge ancora la stesura a portafoglio e si lascia ancora riposare per un quarto d'ora. Passato il quarto d'ora si fa di nuovo una bella stesura con più pepe e formaggio grattugiato. Copertura di salumi dentro all'impasto. Bisogna spalmarlo sopra, affossarlo dentro all'impasto, rifare ancora un portafoglio con sugna e aspettare che si riposi ancora per un quarto d'ora.
scognì, casa balla tutto vivo, nuova dama casa Pasqua del carino, si da fava se per fritta, sana va se fritta, non gusta tu ciappi, io scrivo come tanta virani, dalla scina città schina, quando la scavi, casa numero scognì, ora in orge non capisco perché cerca non lo so, stava a pisa chiudo fresco, c'è rimasta solo io, oggi vuoi vivere. Spazzatienda Camillo Come coglie ma da fe Come coglie ma da fe Quella Questi a rumore scugni L'assettato Casa balla tutta qui Oh quadriglia a fiure Nuova dama mizza qui Oh mastriglia rattacà Vado Pasqua Zaccarì Quando è bello un battino Nuovo gustato già qui Quando te ne moglie fa Chiudi spirare chiudo qui Quanto salto punchia Come tanta vire non si dove Scina cizza cizza fino Quando non scapizza che stia a rompere scugni Palumella, son pecola Addossane nella mia Non fermate nella via Vuole zomba che la Ancella dice che io me vola Palomma mia, rincello tu Che a me quando te vedo Che a me quando te vedo Sguardo vola Ringella tu che questa Ringella tu che questa Ringella tu che questa Questa è l'amore Questo è amore io e là Che dice la mamma dove se ne può fare da Questo è amore io e là Che dice la mamma dove se ne può fare da Carmen Rincello, lo bella Marichella è sempre buona Si non doveste sola l'aiutare America c'è vola tumba Ricca l'aiuta, ricca l'aiuta Ricca l'aiuta, ricca l'aiuta Ecco, per un'oretta. Ok. Oh yeah, yes. Yeah, yes. Andiamo qua. Ta-da-da-da. 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 Lo fumo lo mette bene. Ora devi fare un altro dopo. La fettina. C'è il sapore del tarallo sopra. Ho vinto di prendere il cappello, non ci sta la fettina. Faccio prova e colazione. Mia moglie ha detto no, dobbiamo mangiare a pane, ma quale Pasqua? È Epifania. Mo mangio, no, devo andare bellina. Ok. Uvetto. Buono. Non fa un po' di pellicino, ma è buonissimo questo. A me piace assai il pepe, molto pepe. Mi devo preparare per un'altra torta. Poi vado a dire mia moglie con la tastiera.
pastiglia napoletana, è più bella.